Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, e oggi vediamo un caso di riabilitazione completa superiore con impianti nasali e protesi superior, e lo vediamo dopo la sigla. Questa è la situazione di partenza: denti con protesi rimovibile nella parte superiore, e questa è la situazione in cui siamo arrivati con la protesi superior. Guarda il prima e guarda il dopo. Questa è la situazione zoomata da vicino, abbiamo ingrandito quella che è la situazione iniziale, e questo è dove siamo arrivati. Denti superior in zirconio, simulazione della gengiva artificiale con materiali iperrealistici, denti in zirconio nella parte superiore e inferiore. Gummy smile, paziente che quando sorride mostra la gengiva, vedi qua il sorriso gengivale, un dettaglio di questo da tenere conto. Questa è la protesi superiore rimovibile, era assolutamente un qualcosa di non congruo che non faceva vivere bene il paziente. Questa è la radiografia, ponti fatti in passato che mostravano carie ormai sotto le radici, si stavano staccando dalle radici, i denti sotto si stavano anche muovendo. Siamo riusciti a mantenere tutte le radici nella parte inferiore. Abbiamo messo degli impianti su un lato, mentre nella parte superiore abbiamo proceduto a fare tutti impianti dentali. Questa era la vista del palato, una protesi fatta da un bambino, proprio non ha niente di bioemulativo, un pezzo di plastica con dei ferri che si attacca sui denti. Io avrei difficoltà seriamente a mangiare con una protesi come questa. Questi sono i denti inferiori, vedi come si stavano spostando, e per metterli al riparo dalle forze abrasive dei denti sopra in zirconio abbiamo provveduto anche quelli poi a sostituirli con zirconio. Questa è la protesi provvisoria, questo è l'intervento invece eseguito. Vedi che l'osso è stato completamente tagliato, vengono inseriti 6 impianti dentali, di cui uno è un impianto nasale, un impianto particolare che si utilizza quando non abbiamo più osso nelle zone più anteriori. Posteriormente abbiamo proceduto anche a ricostruire i seni mascellari. Sotto i denti sono stati limati, non è stato necessario devitalizzarli. Abbiamo ricostruito l'osso invece in basso a destra. Vedi che sono rimasti anche i chiodini che abbiamo usato per bloccare le membrane, e questo è il risultato finale. Denti bellissimi in zirconio, chiari, e un paziente che finalmente può sorridere e ha di nuovo la sua dignità. Questo è il risultato: denti in zirconio nella parte inferiore, arcata superior nella parte superiore con 6 impianti dentali. Questa è la TAC 3D prima, e a destra vedi la TAC 3D dopo. Impianti dentali inseriti sopra, 2 impianti sotto, e tutte le corone in zirconio sopra gli impianti del paziente, sopra i denti naturali del paziente. Prima, dopo, prima, dopo, prima, dopo. Guarda quanti anni ha riacquisito il paziente, la faccia del paziente, semplicemente andando a rimettere i denti. Veramente un bellissimo caso.